Il big match dell'8ª giornata di promozione si gioca al comunale di Monforte San Giorgio. I padroni di casa ospitano il Città di Villafranca per una sfida che mette di fronte due tra le compagini più attrezzate del girone B. Dopo un periodo di appannamento il Monforte è in rimonta in classifica ed è reduce dal 3-0 in casa dell'Atletico Messina. Nell'ultimo turno invece i biancoverdi hanno pareggiato in maniera pirotecnica per 3-3 contro la nuova rinascita. Formazione biancoverde per affrontare questa sfida: in porta c'è Taranto, poi Iovine, Ogbonda, Lavina, Romeo, Gazzetta, Visconti, Mazzeo, Malan, Di Vincenzo e Jacubo. Il fischietto è affidato al signor Federico Di Carlo di Palermo, coadiuvato da Giovanni Maggiore, anche lui di Palermo, e Marco Trischitta di Messina. Si parte dopo 2 minuti il Villafranca. Jacubo per Di Vincenzo, palla a Malan, va a calciare male davanti a Campanella, poi al 10° tentativo di controbalzo di Gazzetta che colpisce la traversa. Rispondono i padroni di casa chiedendo anche un calcio di rigore per un possibile tocco di mare in area di Prince. Sorvola il direttore di gara. 32° il Monforte, lancio di Trimboli per Isgro, al volo Isgro, pallone che finisce fuori. Minuto 37 il Villafranca, Gazzetta, pennella per Romeo in area, si coordina, prima finta il tiro, poi l'effetto in diagonale, sfiora il gol. Minuto 43 il Monforte col break, poi Isgro punta l'avversario, entra in area di rigore. Isgro cerca di fare tutto da solo, non riesce a trovare però il gol del vantaggio. Finisce così il primo tempo, finisce per 0-0 tra Monforte San Giorgio e Villafranca. Con le immagini a cura di Domenico Calvo e i contributi di Francesco Morabito partiamo con il film della ripresa. Lancio per Jacubo, Campanella esce, la difesa spazza. 62° ancora un pallone fuori, Visconti cerca la conclusione, anche lui sulla traversa. 65° sfera a Gazzetta, va a calciare, para Campanella. Minuto 75 il Villafranca spinge, calcio di punizione di D'Angelo, il pallone in zona, Jacubo che però non trova l'impatto sul secondo palo. 81° ancora Villafranca che adesso vuole i 3 punti. Gazzetta per Jacubo in diagonale, non trova spazio né per il gol né per il passaggio. Nel finale c'è timore per questo colpo subito da Bartuccio che finisce in ospedale. Un pronto augurio di guarigione per lui. Nel frattempo più nulla da raccontare da Monforte, un Città di Villafranca che strappa applausi contro un avversario assolutamente tra i più temibili del girone. E 0-0. Amici di Wisport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.